Giorno 13 a Ioppolo Giancaxio si terrà una serata veramente originale, ecco, se ce la spiega. Sì, in realtà cominceremo già dal pomeriggio, dalle 16 saremo già impegnati in attività che riguardano in particolar modo i bambini. Abbiamo allestito lo spazio del rigiocattolo, in cui proponiamo un riuso originale dei giocattoli che i bambini non utilizzano più. Quindi ci sarà uno spazio in cui raccogliere i giocattoli per donarli ad altri bambini, in cui li incarteremo, infiocchetteremo per renderli ancora più allegri. Uno spazio in cui invece i bambini scambieranno i giocattoli che non utilizzano più con quelli degli amici che invece appunto li portano per essere scambiati. E poi ci sarà invece uno spazio dedicato all'officina del giocattolo, in cui alcuni papà si sono resi disponibili a intervenire per aggiustare e riparare i giocattoli che non funzionano più. E poi durante il pomeriggio poi si apriranno gli spazi propri del mercatino, avremo il banchetto dei bambini di Crisci Beggio, che è il progetto che l'associazione Beggiame sta portando avanti da qualche mese grazie al sostegno della Fondazione Pro Solidar, e poi grazie all'aiuto del Comune stiamo appunto realizzando il mercatino di Santa Lucia, quindi avremo lo spazio con i prodotti realizzati nei laboratori dei bambini, poi ci saranno alcuni espositori, avremo dei mini presepi e poi la cosa più interessante, che soprattutto interesserà anche ai grandi, sono i dolci, perché abbiamo voluto appunto creare uno spazio in cui riscoprire un po' i sapori della tradizione, e quindi avremo sia dolci preparati in casa da chi vorrà darci la disponibilità appunto di addolcire il nostro mercatino, e poi in loco prepareremo la cuccia, che non può mancare il giorno di Santa Lucia, e i feggi di latti, che sono un dolce tipico di Ioppolo e che anche questo affonda le radici in una tradizione che si perde nel tempo, insomma. E quindi invitiamo tutti a partecipare. E poi la chicca sarà dalle 8 lo spazio musicale. Avremo già nel pomeriggio il violinista Ugo Adamo, e dalle 20 avremo Piera Loleggio che appunto darà musica e voce al nostro mercatino. Saremo in via Johnson, in un cortile che stiamo rianimando in questi mesi di attività, e quindi siamo in via Johnson in realtà, anche perché la piazza di Ioppolo è al lavoro, quindi saremo in via Johnson 73.